Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Andiamo a Vicenza dove c'è stata un'esplosione in Via dei Laghi, l'esplosione di un negozio. È immediato l'arrivo dei soccorsi, le cause sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. Al momento risulterebbero 2 feriti lievi. Ci sono per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina. Vediamo. Tanta la paura in Via dei Laghi, dove ci troviamo adesso stamattina intorno alle 9:15 per un'esplosione, come vedete alle nostre spalle, che ha divelto completamente le vetrate del negozio qui dietro. Adesso sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco per accertare le cause di questa esplosione, la polizia per i rilievi, la polizia locale, insomma un grande via vai, un grande movimento di persone. Fortunatamente al momento sembrerebbe che non ci siano feriti, se non 2 persone lievemente ferite, ma che comunque si trovano qua appunto per le dichiarazioni. Io intanto sono in compagnia con la consigliera regionale uscente Maino, che abita in zona e quindi è accorsa immediatamente subito dopo l'esplosione. Sì, abbiamo sentito questo botto al quale poi si sono seguite appunto l'arrivo dei mezzi, come vedete, dei vigili del fuoco, e hanno cominciato a chiamare i vicini, soprattutto persone anziane molto preoccupate, e quello che vedete è il disastro qua dietro. Per fortuna, ribadisco, non ci sono feriti gravi, però io devo fare una cosa, devo ringraziare veramente con il cuore il pronto intervento dei vigili del fuoco che come sempre ci danno un supporto e un grande aiuto sul territorio. Per fortuna non è successo nulla, ecco, di grave. Ecco, avete sentito tanta la paura. Ovviamente noi siamo qui a raccogliere i dettagli che poi vi forniremo nel corso del TG della sera. Sentiamo alcune testimonianze raccolte subito dopo l'esplosione. Cosa avete visto quando siete arrivati? Cosa avete sentito? Noi abbiamo visto tutto quanto, vetrine andate giù e danni ai negozi, adesso hanno bloccato il gas. Ci saranno dei problemi, insomma adesso vediamo di risolverli, ma per fortuna non ci sono stati morti, per fortuna, perché ci poteva scappare il morto. Tanta la paura, qui ci sono dei bar, ci sono i negozi. Al bar hanno detto che hanno sentito un forte boato e grazie a Dio non è successo niente, quello per adesso, però devono adesso valutare e constatare i lavori, vedere un po' come funziona. Lei cosa ha visto dopo, appena è arrivata, quando è successo, insomma, quello che ha sentito, che ha visto lei? Guardi, mi si è stretto il cuore, perché veramente vedere dei commercianti che hanno investito, nel senso la signora dell'estetica, così, e trovarsi. Io non ho sentito il boato perché sono arrivata proprio in quel momento e io ho visto già tutte le strutture per terra, proprio un momento di panico totale. Poi lì ci sono tanti negozi, c'è un bar, poteva essere una tragedia. Soprattutto perché proprio quel portico, in quell'orario dove c'è il giornalaio, è chiaro che c'è un passaggio, perché dal giornalaio sono le prime ore del mattino che si intensifica. È stato proprio un colpo di fortuna. Io che sono qua come commerciante da tanto tempo, che so come si muove, veramente al di là il primo sollievo è stato che non si è fatto male nessuno, poteva essere una tragedia. Visto un gran movimento di vigili del fuoco? Sì, vigili del fuoco e Croce Rossa, perché una signora sembra che abbia preso una botta, qualcosa del genere. Un giorno di passaggio qua. Sì. È andata bene. Nessuno ferito, perciò. C'è stata paura, preoccupazione? Sì, è preoccupazione più che altro che si fosse fatto male qualcuno, invece ci hanno detto che invece per fortuna non ci sono feriti, non ci sono cose gravi, insomma. Ecco. Restiamo a Vicenza, dove il sistema giudiziario è in grave sofferenza. Vicenza scivola al 45° posto in graduatoria secondo l'indice giustizia e sicurezza del Sole 24 Ore, perdendo 23 posizioni in un anno. Quindi andiamo dal Tribunale di Vicenza, dove si è spostata Luisa Bertini con Simone Squarcina dopo l'esplosione nel negozio di questa mattina. A te Luisa.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono qui in compagnia con la vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati Magna Bosco e con il dottor Gaetano Crisafi, perché partiamo proprio da questo punto, da questa classifica del Sole 24 Ore in cui la giustizia e la sicurezza scivolano secondo la percezione dei cittadini. Ecco, intanto partendo da questo, è una percezione corretta, quella verosimile, quella dei cittadini? Purtroppo sì, tant'è che quello che emerge dal Sole 24 Ore in sostanza non va che a confermare quanto già il nostro ordine nello scorso mese di maggio aveva evidenziato e denunciato con una manifestazione proprio qui davanti al Tribunale. La situazione attualmente nel Tribunale di Vicenza a livello di organico sia relativo ai magistrati che al personale amministrativo è veramente, oserei dire, drammatica ed è necessario pertanto una presa di coscienza consapevole e responsabile da parte di tutte le istituzioni e degli organi competenti. Questo ovviamente si ripercuote anche sui tempi della giustizia. Assolutamente sì, perché la carenza di organico nello specifico del personale amministrativo non può che comportare una mancata efficacia del funzionamento delle cancellerie e ad esempio anche i tempi di deposito delle decisioni dei magistrati e la conseguente pubblicazione. Quindi ciò che arriva ai cittadini di tutta la provincia di Vicenza, non solo della città, mi permetto di evidenziare, è sicuramente una giustizia non completamente efficace. Io volevo domandarle anche a proposito di un altro indice che emerge da questa classifica del Sole di 24 Ore, Vicenza come indice di litigiosità, cioè a che cosa si riferisce e in che modo va ad intaccare anche questo il sistema giustizia? L'indice di litigiosità va a monitorare le iscrizioni a ruolo delle cause in tribunale, quindi tutte quelle volte in cui i cittadini non riescono a risolvere bonariamente, diciamo così, le situazioni di conflitto o di controversia per quanto riguarda l'ambito civile, per quanto riguarda l'ambito penale ovviamente questo va oltre. Influisce sicuramente e probabilmente anche questa sensazione di incertezza a livello di giustizia non può che alterare ulteriormente questa percezione da parte dei cittadini che si sentono quindi in dovere di agire in qualche modo per riuscire a superare queste situazioni che li riguardano in prima persona. Chiarissimo, mi sposto dall'altro ospite, insomma una panoramica di quello che è il Tribunale di Vicenza in termini proprio di personale. Sì, finalmente questa panoramica viene data anche dal Sole 24 Ore e non solo dagli avvocati. Quindi è certificato come la produttività del Tribunale di Vicenza sia crollata ai minimi termini. La creazione di nuovi tribunali andrà ulteriormente a vanificare tutti gli sforzi che avvocati e magistrati insieme stanno facendo per non far sentire al cittadino questa difficoltà. Chiarissimo, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, in linea allo studio. Grazie molte Luisa Bertini, Simone Squarcino. Adesso passiamo alla pagina degli incidenti stradali. C'è stato un autobus che ha sfondato un muretto, sembra per un guasto ai freni, ci dice tutto Chiara Gagliani con Federico Cibotto per la parte tecnica. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori, ringraziamo Stefano Pieretti di ADL Cobas che è con noi. L'incidente è avvenuto proprio qui dove ci troviamo con il collega Federico Cibotto intorno alle 14:40 di ieri. Tra l'altro Stefano Pieretti è stato testimone oculare di quanto è accaduto e allora glielo raccontiamo. Lei l'ha visto in diretta, una scena davvero, potremmo essere qui a raccontare un'altra storia. È andata molto bene. Sì, è andata molto bene perché non si è fatto male a nessuno. Perché l'autobus aveva ovviamente dei passeggeri a bordo e quindi la preoccupazione di tutti era che si fosse fatto male qualcuno a bordo. In realtà l'unica cosa che è stata è che l'autobus è uscito distrutto da questo incidente. Un incidente che da quello che appunto ha raccontato anche l'autista è dovuto al fatto che i freni non hanno funzionato. Lui ha visto proprio l'autobus arrivare con una velocità anomala, arrivava veloce.
L'autobus arrivava con una velocità anomala, da quello che ha detto appunto l'autista, lui oltre ad aver cercato di frenare ha poi usato il freno a mano e questo ha comportato il fatto che l'autobus in parte sbandasse e andasse diciamo con la testa dell'autobus posizionato verso il palo che poi ha colpito direttamente. Ecco, voi state vedendo anche adesso le immagini che il collega Federico Cibotto vi mostra del disastro che c'è ancora qui. La riflessione da fare è: si trattava di un mezzo piuttosto vecchio, questo voi lo denunciate da tempo come sindacati? Sì, è un autobus diciamo di quelli arancioni, per cui un autobus che ha sicuramente parecchi anni. Adesso vedremo se effettivamente i freni non hanno funzionato o se ci sono state altre problematiche che si sono inserite. Rimane il fatto che questi autobus ormai non sono più usabili secondo noi e dovrebbero essere dismessi completamente. Sappiamo che Bus Italia ha ordinato degli autobus nuovi. Certo è che siamo comunque in ritardo rispetto a quelle che sono le necessità vere. Anche perché insomma il tema è importante, il trasporto pubblico è una necessità per una città come Padova, dove potete vedere anche dalle immagini che vi sta facendo il collega qui, questo è uno dei punti nevralgici tra l'altro della città, il passaggio di veicoli è continuo, quindi insomma si deve lavorare. Vuole lanciare come ultima cosa in un flash un appello, Pieretti? Ma io spero che Bus Italia capisca una volta per tutte che la necessità che abbiamo è quella di lavorare in sicurezza e quindi di avere mezzi che consentano ai lavoratori di poter operare senza correre rischi particolari. Ecco, noi abbiamo sentito anche Bus Italia, vi faremo sentire la voce delle prossime edizioni. Grazie a Stefano Pieretti, grazie a Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Direttore, la linea può tornare a te. Grazie. Chiara Gaiani da Padova. Intanto c'è stato ieri notte uno schianto tremendo a Montebelluna, un 19enne di origine indiana alla guida di una Peugeot è finito a tutta velocità contro la recinzione di un'abitazione ed è in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso, dove è stato trasportato. Vediamo. Sono le 23:39 in via Bongiovanni 1 a Montebelluna, quando la Peugeot 107, guidata da un 19enne di origine indiana della zona, si schianta contro il muretto di recinzione della casa abitata dalla famiglia Capovilla. Nessun segno di frenata sull'asfalto, una velocità certamente elevata e un impatto impressionante che avrebbe potuto essere ancora peggiore se non ci fosse stato il prato ad attutire il rimbalzo dell'auto. È stato un botto fortissimo e sembrava un tuono. Alberto stava studiando al computer nella sua stanza, la cui finestra dà proprio sull'ingresso della casa. È stato improvviso, ero preoccupato, sono sceso e ho visto la macchina nel giardino. Hai visto anche il ragazzo dentro? Sì, era cosciente, era disteso, però ovviamente non ho fatto nulla. Ho chiamato carabinieri, pompieri, tutto, e ci hanno arrangiati loro, hanno fatto tutto. È venuto l'elicottero per il ragazzo? Ha atterrato al campo sportivo qua giù e poi l'hanno portato. Immediati soccorsi con carabinieri, vigili del fuoco e SUAM 118 che sono immediatamente intervenuti. Il giovane, trasportato in elicottero al Cafoncello, resta in prognosi riservata. Il botto ha richiamato anche tutti i vicini di casa. Stavo leggendo il giornale e ho sentito un botto, ho aperto il balcone e ho visto il disastro. Sono andato di là e ho visto che era appoggiato al fianco destro e ho chiamato così un po'. Dopo un po' si è raddrizzato e ho visto che aveva sangue che usciva dalla bocca. Basta. Dopo arrivare i soccorsi. Passavi e vedevi la macchina in 1000 pezzi e sì, e niente. Una cosa molto forte dal vivo e niente, speriamo che stia bene l'autista. Non è la prima volta che su quel tratto accadono incidenti. In passato ci sono state 3 vittime proprio sullo stesso punto. Arrivi dalla 20, che è un rettilineo in discesa, e magari sei anche un po' distratto con i cellulari e tutto, quindi è molto rischioso, sì. Qua corro forte comunque, sempre come pazzi. Meno male che aveva l'airbag, se no restava secco. Gli altri non li avevano, sono morti tutti e 3. E questo va arrivare l'airbag che è esploso, sia uno che l'altro, meno male, se no stava secco.
E alla fine l'unico pensiero resta per il ragazzo ferito, gravissimo, al Cafoncello. È ancora vivo? Com'è? È vivo. È ancora vivo, ma in prognosi molto riservata. Bene se si salva. In tribunale a Treviso è stato assolto il camionista accusato di avere travolto ed ucciso Graziosa Pancott di 79 anni, una tragedia avvenuta a Santa Lucia di Piave. Stava andando in cimitero per far visita alla tomba del marito. Graziosa Pancott, 79 anni, era in sella alla sua bicicletta. In via Mareno a Santa Lucia di Piave la tragedia. La donna, secondo l'accusa, sarebbe stata travolta da un camion. Alla guida un 34enne di Capri. Oggi l'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Vial, è stato assolto dal Tribunale di Treviso. Un incidente avvenuto senza nessun testimone oculare. Tutto si è basato sulla ricostruzione fatta dai periti, sia di parte che della procura. Ora si attendono le motivazioni che hanno portato a questa decisione. L'incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio del 26 agosto del 2021, non lontano dall'area della fiera. La prima ricostruzione del gravissimo sinistro era che il camion avesse travolto la donna. L'uomo disperato si era fermato per tentare di soccorrere la vittima. Nonostante l'arrivo immediato dei sanitari del suo M118, per Graziosa Pancott non c'era nulla da fare. Il camionista era stato accusato di omicidio stradale. La perizia e gli accertamenti eseguiti dal perito di parte hanno invece ricostruito in maniera diversa quanto accaduto. La 79enne avrebbe percorso contromano la strada e si sarebbe trovata di fronte al mezzo pesante. Lo spavento l'avrebbe fatta urtare violentemente contro un muretto. Non ci sarebbe stato l'impatto con il camion. Da qui la soluzione. Graziosa Pancott era madre di 2 figli che si sono costituiti come parte civile nel procedimento. Entrambi sono stati risarciti dall'assicurazione. Vedova da qualche anno, andava regolarmente in cimitero, una strada che conosceva bene. Ironia del destino, il marito, morto qualche anno prima, aveva lavorato come camionista. Servizio di Daniela Sizia e l'elenco del Ministero dei Trasporti sugli autovelox intanto è stato definito, ma la certezza giuridica ancora no, per cui è una situazione ancora caotica, mentre il presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte dice che va bene il censimento degli autovelox, ma serve una norma chiara. Sentiamo. Autovelox buoni, autovelox illegittimi. Cosa sta accadendo? Allora, il fatto nuovo è la pubblicazione nel sito del Ministero delle Infrastrutture dell'elenco degli autovelox attivi. Dal 30 di novembre questo è un requisito di legittimità, cioè se la sanzione può essere considerata legittima solo se rilevata da apparecchi che sono inseriti in questo elenco. 439 autovelox in Veneto, 55 quelli ufficialmente censiti nella marca nell'elenco del Ministero delle Infrastrutture, tra postazioni fisse e dispositivi mobili distribuiti in 34 comuni. L'elenco chiude il censimento avviato, ma non fa ancora chiarezza dopo la lunga battaglia legale sulla distinzione tra approvazione e omologazione delle apparecchiature, nodo da cui dipende la validità delle multe. La pubblicazione dell'elenco è un fatto importante perché rende trasparenti gli apparecchi dove sono installati. Non risolve ancora tutte le questioni formali, soprattutto la questione ormai che va avanti da 2 anni dell'autorizzazione e omologazione degli apparecchi, che vede ancora un conflitto di interpretazione fra il Ministero e la Cassazione. Quindi ancora ci sono possibilità di ricorso delle sanzioni, andrebbe chiarito una volta per tutte a tutela soprattutto dei cittadini ma anche dell'amministrazione. Le postazioni sono ora ufficiali ma non ancora definitivamente autorizzate a emettere sanzioni senza rischi di ricorsi. Basterebbe approvare una legge, ribadisce Rapicavoli. L'unico modo molto semplice è quello di un intervento normativo che chiarisca quale procedura è necessaria e sufficiente perché l'apparecchio sia legittimo. Il territorio più sorvegliato della marca è il capoluogo, dove i rilevatori non sono mai stati spenti, con 4 dispositivi attivi. Quelli in tangenziale seguono Mogliano e l'Unione Marca Occidentale con 3 dispositivi ciascuno. Una cosa è certa, gli autovelox, se correttamente utilizzati, sono uno strumento fondamentale per ridurre la velocità e aumentare la sicurezza sulle strade. Sicuramente, se installati
nelle posizioni su strada dove c'è un maggiore tasso di incidentalità, dove l'alta velocità viene rilevata come una delle cause di incidentalità o addirittura di mortalità. No, dobbiamo chiarire una cosa, cioè, bisogna certamente evitare gli abusi se abusi ci sono stati, ma sfatare il mito che questi apparecchi servono solo a fare cassa. Servizio di Nicola Marcato, quindi il censimento è stato completato e sul sito del Ministero dei Trasporti è da ieri visibile tutto l'elenco. Sentiamo, vediamo. Completato il censimento dei Velox su tutto il territorio nazionale, la lista dei dispositivi fissi e mobili anche della nostra provincia è disponibile sul sito del Ministero dei Trasporti, anche se questo risolve in parte la questione spinosa dell'omologazione, che secondo la Cassazione è la condizione sine qua non perché la sanzione erogata sia valida e legittima, e quindi da sempre crea polemiche tra gli enti e gli automobilisti che fanno ricorso. Nel campo Sampierese, zona con un numero significativo di Velox, nei mesi scorsi c'erano state polemiche, tanto che per 6 mesi i rilevatori di velocità erano rimasti spenti fino al 1° di settembre, quando sono tornati attivi dopo un atto approvato in sede di giunta da 9 comuni aderenti su 10. Io non entro nel merito dell'omologazione, che ritengo, a mio avviso, insomma, sia una questione che deve essere risolta dal Ministero. Io dico solo che ritengo che la Federazione abbia sempre agito con la massima correttezza, quindi sia il comando della polizia locale che naturalmente noi come amministratori abbiamo sempre agito nel rispetto delle regole e soprattutto con un unico intento, la sicurezza dei nostri cittadini. Durante il periodo di spegnimento i misuratori di velocità hanno però continuato a registrare le velocità delle auto, segnalando record preoccupanti, ha detto il presidente della Federazione del Campo Sampierese, Walter Gallo. I dati in nostro possesso sono chiari. Nel periodo tra marzo e settembre, cioè periodo nel quale i dispositivi sono stati accesi ma non funzionanti, nel senso che rilevavano solo la velocità ma non la sanzione, e abbiamo visto velocità che fanno venire i brividi, cioè abbiamo punte che hanno superato i 250 km all'ora sulla 308 e i 180 sulla SP70, quindi io direi che non ci sono commenti ulteriori da fare. Oggi in regia Francesca Pezzo e Edoardo Paris, e andiamo avanti con la cronaca nera. Un 15enne di Campodarsego è stato accerchiato e picchiato da 15 coetanei, ancora il bullismo, ancora le baby gang. A denunciare il fatto ai nostri microfoni il padre della vittima, che lancia un appello ai genitori perché controllino i loro figli. Dobbiamo parlare di violenza giovanile, dell'ennesimo episodio di violenza giovanile. Qui con me il signor Costantin. Una situazione che nessun genitore vorrebbe mai vivere. Cosa è successo a suo figlio? Buongiorno a tutti. Volevo raccontare un episodio non tanto piacevole che è successo a mio figlio sabato scorso a Murele, in un parco pubblico dietro la chiesa. Praticamente lui è andato con la sua amorosa in parco per stare insieme un paio di ore. Finché erano là è arrivato un gruppo di ragazzi, circa 15-17 ragazzi, e il primo si è avvicinato a mio figlio e le ha chiesto il nome e subito le ha dato un pugno in faccia. Mio figlio ha reagito e poi sono arrivati gli altri e l'hanno riempito di pugni e di calci. Come che non bastasse, le hanno portati via i vestiti, il giubbotto, la felpa, le scarpe, l'hanno obbligato di inginocchiare e di leccare i sassi che erano per terra, minacciandolo che se dice qualcosa o lui o la sua ragazza, le ha minacciato tutti e due che li ammazza, e dopo sono scappati via. Mio figlio mi ha chiamato subito, sono arrivati al posto, ho avvisato i carabinieri, abbiamo fatto le denunce, quello che dobbiamo fare. Qualcuno di loro, mio figlio l'ha riconosciuto anche se avevano passamontani, avevano quasi tutti le facce coperte. Lei si è anche trovata dopo con i genitori di questi ragazzi? Sì. Mi hanno chiamato e abbiamo fissato un incontro con una parte dei genitori, perché uno dei genitori, un papà di uno dei ragazzi, è entrato in contatto con più di qualche genitore. Abbiamo fissato un incontro e
praticamente hanno raccontato tutto come è successo, che l'hanno battuto, tutti hanno detto quello che hanno fatto, più di qualcuno che ha detto io non ho fatto niente, ho solo guardato, più di qualcuno che ha fatto il video, uno che ha detto io ho dato solo 2 calci, quindi mio figlio adesso che ha subito questo a livello psicologicamente sta malissimo, è a casa da scuola, non è riuscito a fare la partita di domenica, a livello fisico diciamo che le hanno scoperto adesso la spalla, una distorsione, alla testa ha un bel bernocolo, vediamo se con i raggi viene fuori, speriamo che non sia niente di grave, però a livello psicologico si porterà avanti per un bel po', se non per tutta la vita. E come genitore vivere, insomma, vedere il proprio figlio subire determinate cose, lei è anche qui per lanciare un messaggio. Un messaggio che voglio trasmettere a tutti i genitori che hanno i ragazzi di questa età, perché anche il mio figlio ha 15 anni, quindi di seguire sempre i loro figli, di stare attenti cosa indossano i loro figli, perché uno dei ragazzi che ha minacciato mio figlio, che le ha dato anche le botte, aveva un tirapugni e l'ha tirato fuori dalla tasca minacciando che se dici qualcosa te lo mangi questo e ti ammazzo te e la tua ragazza. Sono i comportamenti proprio imperdonabili dal mio punto di vista. Mi dispiace per i genitori, perché ho conosciuto più di qualche genitore, ho visto che quasi tutti c'è gente per bene, però voglio ripetere che se un figlio arriva a casa con un paio di scarpe, il mio figlio se arriva a casa con un paio di scarpe che non sono sue, mezzo ubriaco, e mi da genitore non faccio niente, arriviamo che fra 4-5 anni abbiamo paura di uscire di casa. Concludo e voglio mandare questo messaggio, che magari quelli che vedono sia i genitori che i ragazzi, prima di fare una roba di pensare 2 volte, perché è finita tutta l'indagine che adesso stanno facendo le forze di ordine, quelli che sono gli avvocati, tutti quanti, e voglio far vedere cosa succede con quelli che fanno queste stronzate. Il papà del 15enne ha cerchiato e picchiato al microfono di Marta Zatta, sono soprattutto branchi di vigliacchi, perché scagliarsi contro una sola persona in 15 è veramente da vili e da codardi. Vediamo dopo le baby gang anche i vandali scatenati, addirittura se la prendono con la sede degli Alpini. È successo a San Vito, un quartiere di Bassano, dove la sede delle Penne Nere è stata devastata questa domenica. Andiamo da Mirko Cavallin. Buongiorno da Bassano del Grappa con Alessandro Costacurta, siamo all'esterno della sede degli Alpini di San Vito, uno dei quartieri più popolosi della città di Bassano, dove domenica sera c'è stato un atto vandalico che anche le immagini vi possono mostrare. Presidente Marco Zara, cosa è successo e quando ve ne siete accorti? Effettivamente domenica sera verso le 7:30 circa ci chiamano qui dal quartiere, ci dicono guarda abbiamo sentito dei rumori, c'è materiale a terra, vieni a vedere eccetera eccetera, quindi che siamo venuti a vedere abbiamo trovato insomma che qualche ragazzino buontempone ha preferito finire la serata gettando pezzi di mattonella, materiale di risulta giù davanti alla nostra sede. Adesso sinceramente non credo sia un attacco deliberato al gruppo, perché siamo qui insomma per la comunità, ma soprattutto magari il segno di una necessità di fare qualcosa e di battere la noia probabilmente. Si batte la noia in un orario in cui tra l'altro al vicino bar c'era comunque gente, non era notte fonda e comunque i danni sono stati fatti, perché nelle prossime ore voi passerete a pulire. Sicuramente dobbiamo pulire senz'altro. Ovviamente siccome questi sono locali dati in concessione dal comune, abbiamo avvisato il comune tramite il comando della polizia locale che farà diciamo
quello che deve fare per cercare di rintracciare gli autori di questo stupido atto. Ecco, un atto stupido più che vandalico, anche se comunque i danni ci sono, qualche scheggia ha colpito anche il vetro della porta d'ingresso. A questi giovani cosa dire? Si parla tanto di volontariato, di servizio civile o anche di leva volontaria, insomma, potrebbe servire in questi casi? Ma sinceramente oggi parlare di leva, sì, per quanto riguarda l'Associazione Nazionale Alpini è sempre stato un mantra, nel senso che nel momento in cui è finita ci siamo trovati comunque ad avere delle necessità di avere persone che continuano a portare avanti i valori alpini. C'è la possibilità comunque di aggregarsi, anche se non si è fatto il militare, e continuare quella che è la nostra tradizione. Per quanto riguarda i ragazzi, i campi scuola che sono ben frequentati danno uno spaccato di gioventù ben diverso, e i ragazzi che si annoiano hanno sempre la possibilità di venire da noi, aggregarsi e tirarsi sulle maniche. Ecco, appena, e speriamo appunto che la polizia locale riesca a individuare questi responsabili, se dovesse trovarsi lì davanti, cosa direbbe loro? È difficile sempre, perché qua partiamo da un disagio probabilmente più profondo. Direi, ragazzi, avete voglia di fare, venite da noi. Sì, venite voi a dare una mano a chi ha bisogno, insomma, come fanno gli alpini nel loro spirito generoso. Qui si rimetterà a posto a brevissimo, e intanto le indagini proseguono con la polizia locale. Da Bassano del Grappa è tutto, ringrazio il presidente Marco Zara, Alessandro Costacurta alla parte tecnica, a voi la linea. Grazie a Mirko Cavallin. I ladri continuano a colpire nel Bassanese, un ladro colpito con un pugno, in 4 inseguiti dai residenti, dice il giornale di Vicenza. A Marostica sono stati sorpresi dopo un furto in via 20 settembre, la fuga su un'Audi grigia, tentativi anche a San Vito e a Tezze. E sui ladri nel Bassanese vediamo il servizio della nostra redazione. Non bastano più nemmeno le luci accese dentro casa, né tantomeno la presenza fisica delle persone tra le mura domestiche a fare da deterrente ai malintenzionati che vogliono tentare dei furti. Gli ultimi casi riguardano una tranquilla zona residenziale del quartiere San Vito a Bassano. Il tentativo di intrusione ha riguardato nel tardo pomeriggio di domenica una palazzina di 3 piani dove gli abitanti di un appartamento hanno percepito rumori provenire da una delle finestre che affacciano sul giardino. Erano circa le 18:10 con le persone in casa che si sono subito allarmate cercando di capire cosa stesse succedendo. La pronta reazione ha spinto i malviventi ad allontanarsi in fretta senza riuscire ad entrare in casa, dove l'obiettivo probabile erano, come in tante altre occasioni, denaro in contanti o gioielli. Chi ha subito il tentato furto ha preferito non rilasciare dichiarazioni, facendo comunque trasparire una forte preoccupazione per un fatto che ha scosso la tranquillità di un pomeriggio in famiglia e messo sull'allerta anche il vicinato. Una situazione simile è stata segnalata anche a Marostica, nella zona residenziale sulla sponda destra dell'Onghella, in particolare via 20 settembre, dove è stata segnalata ancora una volta la presenza di una vettura Audi di colore grigio. Nella vicina via Divisione Tridentina un altro residente racconta di altre 2 visite dei ladri, sempre nell'orario del tardo pomeriggio e anche con un negozio ancora aperto. Lamentando l'assenza delle pattuglie delle forze dell'ordine, si invoca il ritorno delle ronde come ad Altivole. Va ricordato che tutti i sindaci chiedono ai cittadini di presentare denuncia formale, in modo che le autorità superiori competenti, in primis prefettura e questura, possano provvedere ai necessari rinforzi, controlli ed eventuali azioni di repressione. E c'è stata una mattinata di paura a Preganziola, nella casa della famiglia Scomparin, dove sono stati portati via preziosi ricordi di famiglia. I carabinieri stanno indagando grazie anche alla testimonianza e alla targa segnalata da una vicina. Hanno sfondato l'ingresso. Prima questo portoncino qui. Esatto, il portoncino di protezione dal freddo e poi il portoncino in legno abbastanza spesso anche, non è un blindato però è un monoblocco, monolite praticamente. Una volta entrati? Una volta entrati hanno girato per la casa indisturbati.
Momenti di paura e impotenza per la famiglia Scomparin, residente in via Livenza a Borgo Verde, vittima di un furto avvenuto poco dopo le 8 di mattina. Alberto Scomparin, la moglie Chiara e i suoi 2 figli si sono trovati l'abitazione completamente devastata al loro rientro. I ladri hanno scassinato la porta d'ingresso e messo sottosopra ogni stanza, dal piano interrato al piano superiore, alla ricerca di oro e oggetti di valore. Uno shock che non vi aspettavate di subire, in pieno giorno poi. In pieno giorno, perché dici, cavolo, in pieno giorno, con vicinato, perché è un quartiere residenziale, entrare dalla porta principale di fronte all'abitazione a vista con altre case, con altre abitazioni, rasentiamo l'assurdo ormai. Non hanno più paura di niente. Armadi svuotati, cassetti rovesciati, quadri strappati dalle pareti per verificare la presenza di una cassaforte. I malviventi non hanno risparmiato nulla. Sono riusciti a portare via i pochi preziosi della famiglia, compresi alcuni ricordi affettivi come gioielli della comunione della figlia minore. Per entrare abbiamo dovuto con la ramazza spostare per poter riuscire ad entrare in casa, perché c'era di tutto. C'è tanta rabbia. Sì. Molta rabbia. Cosa si prova? Non so dire cosa provo, perché ancora ho l'adrenalina in corpo, perché sinceramente provare l'impotenza di fronte all'arroganza di queste persone. Secondo il racconto di una vicina, i ladri erano almeno 2. Uno è stato visto uscire dall'abitazione, mentre l'altro lo attendeva in auto, forse con un terzo complice. La donna è riuscita a fotografare la targa del veicolo, ora al vaglio dei carabinieri che hanno ricevuto la denuncia e avviato le indagini. Professionisti. Io sinceramente non sono ricco, non ho grandi averi. Ho una casa molto vecchia che difficilmente mantengo in piedi e onestamente vivo del mio solo stipendio e spero che si mettano una mano sulla coscienza anche queste persone. Ringrazio il cielo che non c'era nessuno a casa. Dalla Tribuna di Treviso una notizia appena pubblicata: Vedelago muore schiacciato dal basculante del garage. Tragedia in Piazza Pola, la vittima è Luca Trinca, 55enne. Il meccanismo era guasto da tempo e sarebbe stato riparato nei prossimi giorni. Avremo tra poco, credo, un collegamento proprio dal luogo di questa disgrazia. E tornando ai furti e alle spaccate, ce ne sono state diverse a Treviso dopo Casellato, l'Acqua Salsa in Pescheria, la Colonnetta ai Buranelli, e i ladri hanno tentato di rubare anche nella pasticceria Tiffany a Canizzano. Secondo i carabinieri si tratta di balordi e avrebbero le ore contate. Sentiamo. Qualcuno con il piccone ha voluto farci il regalo di Buon Natale. Erano circa le 2 di notte, i vicini si sono accorti dopo il secondo colpo e sono venuti fuori e li hanno gridando, lo ha fatto scappare perché risulta che se ne fosse soltanto uno, perciò. Potrebbe essere la stessa mano di Casellato qualche giorno fa. E chi può dirlo? Dico che ce ne sono tanti diversi, perciò può essere. Dopo Casellato in Piazza San Vito, l'Acqua Salsa in Pescheria, la Colonnetta in Vicolo Palestro, anche la pasticceria Tiffany di Canezzano deve fare i conti con il rapinatore dei locali. In questo caso le urla dei vicini lo hanno fatto desistere e quindi non è nemmeno riuscito ad entrare, causando solo visibili danni alla porta d'ingresso, messa comunque in sicurezza per permettere lo svolgimento dell'attività lavorativa. Anche in questo caso non si tratta del primo tentativo di furto per la pasticceria. L'altra volta erano riusciti ad entrare da una finestrella secondaria, avevano tirato giù tutto. Ma niente, avevano soltanto aperto il registratore di cassa, ovviamente vuoto, però. Un dispiacere. Soltanto danni, sì, soltanto danni. Il tentativo comunque è stato denunciato ai carabinieri, che ora indagheranno per verificare se il modus operandi è lo stesso degli altri colpi o se la mano è diversa. Saranno visionati anche i filmati delle telecamere di sorveglianza per vedere se si trova qualche riscontro. Alla fine il titolare la prende comunque con filosofia, dato che non resta molto altro da fare. Almeno portassero via qualche panettone, almeno si facessero. Buon Natale. Esatto, perciò solo quello. Si fa buon viso a cattiva sorte, no? Molto spesso sono stati identificati e denunciati dai carabinieri 3 giovani che avevano rubato 600 euro di mance da un bar a Valdobbiadene.
Il colpo nella notte del 6 novembre scorso all'interno del bar Secco di piazza Marconi a Valdobbiadene. Avevano fatto irruzione nel locale dalla porta secondaria ed avevano rubato 600 euro dal contenitore delle mance. Le indagini dei carabinieri, condotti anche mediante l'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, hanno portato all'identificazione dei responsabili. Si tratta di 3 giovani, un 20enne residente a Vidoro, un 24enne di Pederobba e un 18enne di Valdobbiadene, tutti con precedenti di polizia. Sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso. Le risultanze investigative hanno consentito di ricostruire puntualmente la dinamica del fatto e di attribuire le responsabilità ai soggetti individuati. Nel Vicentino l'operazione Emigratis, la polizia ha sgominato una banda che rubava ruspe, scavatori e mezzi per il carico e il trasporto di materiale, un valore stimato in centinaia di migliaia di euro. Operazione Emigratis, 12 denunciati, 4 arresti, 7 custodie cautelari. L'indagine condotta tra il Veneto e la Puglia era stata avviata nei mesi scorsi dalla Polizia Stradale di Vicenza. Recuperati 14 escavatori rubati per un valore stimato in centinaia di migliaia di euro. Grazie a una vasta operazione è stata smantellata un'organizzazione composta da pregiudicati italiani, prevalentemente originari del Foggiano, specializzati nel furto e nella ricettazione di mezzi d'opera. Il sodalizio, ben radicato in Veneto, operava prevalentemente nel Vicentino e nel Trevigiano e agiva con estrema cautela e professionalità. Ogni colpo veniva studiato nei minimi particolari. I furti poi si consumavano in tempi rapidissimi. Le ruspe venivano sottratte, bonificate da eventuali sistemi di tracciamento, corredate di documentazione contraffatta, nascoste all'interno di auto articolati ed infine collocate in aree considerate protette, da dove poi venivano esportate all'estero. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Vediamo adesso un medico dell'azienda ospedaliera di Padova che è stato sospeso dopo 3 denunce di presunti palpeggiamenti durante le visite mediche. Un'inchiesta riaperta dopo mesi di silenzio ha portato alla sospensione di un medico dell'azienda ospedaliera di Padova, ora indagato per violenza sessuale continuata e aggravata. A far ripartire tutto è stata una denuncia presentata in primavera che ha spinto la procura a riaprire 2 fascicoli archiviati nel 2023. Secondo gli atti, 3 pazienti padovani e di età diverse avrebbero raccontato episodi quasi identici. L'ultimo, rivolgendosi all'ambulatorio di infettivologia per un'infezione inguinale, sostiene che il medico, un 50enne strutturato dell'ospedale, avrebbe iniziato a palpeggiarlo nelle parti intime ben oltre la necessità della visita, interrompendosi solo dopo la protesta del paziente. L'uomo è uscito dall'ospedale e ha denunciato subito ai carabinieri quanto accaduto. I NAS, incaricati dal PM Sargiodini, hanno quindi riascoltato anche i primi 2 denuncianti del 2023. Le loro dichiarazioni, riferiscono gli investigatori, coincidono in modo preciso con l'ultimo racconto. Dal canto suo il medico ha parlato di semplici incomprensioni, il giudice però non gli ha creduto. Il 25 novembre è arrivata la sospensione dalle funzioni ospedaliere. Servizio di Marta Zatta e la vicenda di un uomo che era stato accusato di violenza sessuale nei confronti di 3 giovani. Si tratta di un sacerdote, Don Federico De Bianchi, che però è stato salvato dalla prescrizione. Don Federico De Bianchi, ex parroco di Santa Giustina e Val Lapisina, era finito a giudizio con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di alcuni ragazzi affetti da patologie psichiatriche. Era stato condannato a 3 anni di reclusione in primo grado per i fatti relativi solo ad una delle querele, assolto invece per non aver commesso il fatto verso un'altra presunta vittima e prescritto in relazione ad altre 2 denunce. Ed ora anche per l'ultimo caso è terminato definitivamente il procedimento giudiziario con una soluzione per avvenuta prescrizione del reato. A stabilirlo la Corte d'Appello di Venezia, accogliendo il ricorso degli avvocati difensori Stefano Trubiano e Massimiliano Paniz. Secondo le indagini della Procura di Treviso, tra il 2009 e il 2010 De Bianchi avrebbe molestato, palpeggiandoli, 4 ragazzi al tempo dei fatti tra i 18 e i 26 anni, ospiti di una comunità conegliano e del reparto di psichiatria dell'ospedale di Vittorio Veneto, dove il sacerdote
svolgeva il suo ministero. I ragazzi erano stati sentiti in procura, uno di loro aveva raccontato in maniera dettagliata quello che era accaduto con il parroco. Diversa la versione dei suoi legali. La condanna di Don Federico, secondo loro, era avvenuta sulla base di un fraintendimento su un singolo episodio e gli avvocati erano pronti a metterlo in evidenza nel processo d'appello. Ma questo non servirà più perché Don De Bianchi ora può tirare un respiro di sollievo. L'intera vicenda è conclusa con la prescrizione. Il sacerdote è tornato ad operare per la curia di Vittorio Veneto. Servizio di Daniela Sezzia, la rivolta degli orchestrali e dei sindacati della Fenice contro la nomina di Beatrice Venezia, direttore musicale, nomina voluta dalla sovrintendente Colabianchi. C'è stato l'appello degli ex sindaci che hanno detto in sostanza troviamo una soluzione pacifica. Andiamo in diretta a Venezia da Anna Maria Parisi. A te Anna Maria. Sì, ciao direttore, siamo in diretta all'esterno della Fenice, come puoi vedere con le immagini di Alberto Pivetta per la parte tecnica. Abbiamo appena intervistato il sovrintendente Nicola Colabianchi sulla vicenda appunto di questa ultima novità, cioè la lettera dei 4 sindaci, ovvero Costa, Orsoni, Bergamo e Cacciari, con la quale insieme chiedono un passo indietro da parte della sovrintendenza e quindi chiedono con una posizione netta un cambio di rotta e una nuova nomina per un nuovo direttore musicale. Così non sarà, ci ha detto proprio poco fa il sovrintendente Colabianchi, in questo momento impegnato nel corso di una conferenza stampa per la stagione concertistica 2025-2026 di Musicamera, quindi non è potuto venire con noi, ma abbiamo intervistato e dice così non sarà perché io sono disposto al dialogo, questa non è una questione di curricula ma è soltanto una questione politica, ci ha detto poco fa il sovrintendente Colabianchi. Se gli orchestrali vorranno incontrarmi io sono disponibile al dialogo, certamente non chiederò io che vengo non chiederò io un incontro, visto che la mia figura è stata messa in discussione, sono state chieste le mie dimissioni. Insomma, continua ad esserci un muro contro muro. Nel pomeriggio ci sarà un'assemblea degli orchestrali e non con il sovrintendente Colabianchi, quindi per quanto attiene poi alla questione degli emolumenti che non sarebbero stati corrisposti da parte del teatro agli orchestrali, Colabianchi risponde che sono soltanto differiti e che eventualmente verranno erogati laddove si approverà il bilancio di fine anno e quindi verranno erogati se ci saranno la disponibilità in bilancio entro la prossima primavera. Insomma, un clima veramente tra le polemiche più che accese, e da Venezia è tutto, vedremo come evolverà la questione, direttore. Anna Maria Parisi, Alberto Pivetta per la parte tecnica, un muro contro muro che ha ormai del surreale, in centinaia contro una persona. Beatrice Venezia, che ha un curriculum di tutto rispetto, che potrebbe essere messa alla prova se non altro, no? Invece c'è questo pregiudizio, mi pare in gran parte politica, un pregiudizio politico dopo che la Venezia ha espresso il suo orientamento politico, ha detto di essere di centrodestra, allora c'è stata subito la ribellione di abbonati, di orchestrali, dei sindacati, è incredibile. Allora restiamo a Venezia, vediamo ancora la preoccupazione Rialto per le risse che a notte fonda vedono protagonisti ancora una volta bande di stranieri, probabilmente per il controllo dello spaccio in centro. Intanto UAV e Prefettura hanno siglato un protocollo per la sicurezza. Vediamo. Da sempre centro e periferia vivono in maniera diversa il problema della sicurezza, ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato a Venezia. Risse di una certa violenza si verificano sporadicamente anche in Sestiere di San Marco, specialmente in zona Rialto. L'ultimo episodio risale alla notte tra sabato e domenica in Calle della Bissa, un passo da Campo San Bortolo. Il consigliere comunale Paolo Tagliapietra, che aveva già segnalato il problema a Caffarsetti, ipotizza più bande, generalmente di stranieri, che probabilmente si contendono il controllo del territorio per lo spaccio. Sono le istituzioni
Al di là della necessaria attività di controllo e prevenzione, ci si muove in tutte le direzioni. L'Università UAV di Venezia ha siglato un accordo con la Prefettura per un programma di ricerca applicata e progettazione innovativa finalizzato a migliorare le politiche di sicurezza urbana. L'obiettivo di questo protocollo è quello di creare sempre più momenti di confronto per far crescere anche l'ottica di una progettualità che coinvolga anche il territorio, la parte edilizia, la parte urbanistica, non solo del mondo privato ma anche di tutto quello che riguarda anche l'edilizia degli uffici pubblici. Ciò che può offrire la facoltà di architettura è ad esempio lo studio della criminalità e delle sue dinamiche sociali, anche attraverso un'analisi degli spazi urbani più problematici, fino a sviluppare strategie di prevenzione. C'è un rapporto tra architettura, spazi e rapporti sociali. Questo è un rapporto difficile da dire, alcune nuove scienze, neuroscienze stanno tentando di studiare questi rapporti. Quando siamo borderline proprio con la conoscenza, diciamo, la conoscenza è arrivata fino a un certo punto, noi stiamo tentando di portare avanti questo. Un accordo reso possibile anche da quel progetto Venezia Città Campus che tende a coinvolgere le istituzioni accademiche nella vita cittadina. Quando sono diventata assessore all'università, di concerto col sindaco, per cercare di proprio favorire queste sinergie e dare esiti complessivi dei rapporti che ci sono fra il Comune di Venezia e le istituzioni accademiche e le altre istituzioni. Servizio di Filippo Foist della nostra redazione Venezia Mestre. Vediamo una rissa con coltelli all'Hollywood di Salzano. È stato arrestato un trentenne, ferito un carabiniere. Una serata di divertimento è stata trasformata in una notte di violenza dove sono spuntati coltelli, è stata sequestrata della cocaina e un carabiniere è rimasto ferito. È accaduto nello scorso fine settimana all'Hollywood di Salzano, quando 3 cittadini nordafricani sui 30 anni, dei quali 2 residenti a Marghera e il terzo nel Trevigiano, hanno importunato insistentemente una minorenne, ma in discoteca era presente anche lo zio della ragazzina, un uomo di etnia Sinti e residente nel Trevigiano, che alle pesanti molestie ha risposto estraendo il coltello e dando il via alla colluttazione. La rissa dall'interno del locale si è poi spostata all'esterno, dove è stato colpito anche un addetto alla sicurezza, finito a terra mentre tentava di separarli e ferito sulle scale dove sono rimaste le chiazze di sangue. La colluttazione è proseguita nel parcheggio, dove sarebbero spuntati altri coltelli. L'arrivo di 5 pattuglie dei carabinieri ha evitato il peggio. Alla vista dei militari, i 3 hanno tentato la fuga, ma uno di loro, quello residente nella Marca, è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Con sé aveva della cocaina. Ferito anche un carabiniere, dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Milano. Servizio di Anna Maria Parisi, vediamo la prima pagina dell'Arena di Verona, ancora episodi di violenza e di minacce, perde la causa con l'ex dipendente ma non si rassegna e ingaggia 2 persone per intimidirla, 3 arrestati e questo è successo a Legnago. La cronaca sindacale alla Speedline di Santa Maria di Sala, si riapre la partita della vendita. Una decina sembra siano le manifestazioni di interesse. Oltre 10 manifestazioni di interesse per Speedline, un marchio, un emblema, un simbolo del Made in Italy, un simbolo di eccellenza. Alla Speedline di Caselle di Santa Maria di Sala si riapre dunque la partita della vendita. Sul tavolo dei commissari straordinari dell'azienda, da un anno in amministrazione straordinaria, arrivate manifestazioni di interesse da parte di potenziali acquirenti. Tra i soggetti interessati compaiono anche alcuni grandi player internazionali del settore delle materie prime, con operatori della filiera automotive. Si è lavorato per arrivare ad una soluzione, ora mi auguro che questa soluzione ci sia nell'interesse dei lavoratori innanzitutto, nell'interesse del settore
con la possibilità di rilanciare l'attività. Le manifestazioni di interesse ricevute dimostrano che il mercato valuta concretamente la Speedline come un'opportunità di investimento. Ora finalmente si può guardare con fiducia al rilancio di questa azienda storica nel sistema produttivo italiano. Ora tra i prossimi passaggi, secondo la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ci sarà una verifica approfondita su chi ha manifestato interesse che durerà fino al 31 gennaio 2026. Entro il 16 febbraio i soggetti interessati dovranno presentare le loro offerte vincolanti con piano industriale allegato. Nel corso di marzo, infine, è previsto che i commissari, in accordo con il Ministero, selezionino l'acquirente che abbia i requisiti per rilanciare la Speedline, mantenere e possibilmente aumentare l'occupazione e garantire continuità produttiva e di marchio. Andiamo a Venezia, dove c'è stata la prima uscita ufficiale del nuovo presidente dell'autorità portuale del mare Adriatico settentrionale, Matteo Gasparato. Numerosi i temi sul tavolo, dagli scavi per il canale Malamocco-Marghera all'offshore fino al rapporto con il Mose. Io voglio che il porto sia la realtà dialogante con tutte le istituzioni della città, perché il porto è la sua città, dalla Capitaneria di Porto all'autorità della laguna, al comune, alla regione, ma anche alle istituzioni cittadine. Penso allo IUAV, come dicevo, penso alla Ca' Foscari, penso alla Biennale. Sarà un porto in costante dialogo con la città, come nella storia di Venezia, quello di Matteo Gasparato, nuovo presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, e Chioggia, dove nell'arco di qualche mese aprirà una sede stabile dell'autorità, dovrà ricoprire un ruolo di ritrovata centralità. Scendendo nel dettaglio, poi Gasparato parla del terminal offshore. Non è vero, non mi interessi, dice, rappresenta una prospettiva strategica per il futuro della portualità veneziana. Attendiamo che nel luglio del 2026, quindi fra meno di un anno, venga dichiarato, se sarà dichiarato, un vincitore, quindi da lì partirà tutto un procedimento che necessiterà per recuperare le risorse per i progetti almeno 10 anni. E in attesa dell'offshore, il porto di Venezia ha la peculiarità di avere anche un altro interlocutore. Io dal primo giorno ho iniziato questo dialogo molto stretto con il presidente dell'autorità della laguna, insieme, anche lì riannodando delle opportunità di dialogo che prima si erano un po' perse. È così difficile far andare d'accordo il porto con il Mose? Non c'è sempre stata una grande forma di comunicazione. Ecco, il problema è parlare, mettere le cose in chiaro e avere il rispetto dei diversi ruoli e di tutte le attività che ci sono. Altro argomento sensibile è l'intermodalità. Gasparato ricorda i protocolli d'intesa firmati con RFI e CAV per realizzare progetti importanti. A Monte Sindial abbiamo una grande opportunità di far nascere un grande progetto intermodale. Oltre agli accosti delle navi appunto mercantili ci sarà la possibilità di un terminale intermodale. Questo potrebbe far crescere di 1 milione di TEU circa all'anno il traffico merci. Intanto è arrivato il parere favorevole della Commissione Via sul progetto di un nuovo sito per la messa a dimora dei sedimenti da scavo localizzato a sud dell'isola delle Tresse, passaggio fondamentale di un progetto da 82 milioni di euro che si estende su 46 ettari e prevede un volume di conferimento di quasi 7 milioni di metri cubi di sedimenti. Allora con Francesca Pezzo e Edoardo Paris in regia andiamo in pubblicità, state con noi. Il processo per l'uccisione di Francesco Favaretto a Treviso in via Castelmenardo. Andiamo in diretta da Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. A te Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Si è appena terminata l'udienza preliminare per l'omicidio di via Castelmenardo. Oggi erano 4 gli imputati che sono i maggiorenni, poi sappiamo che nell'omicidio sono coinvolti, nel processo sono coinvolti 10 ragazzini, di cui 6 minorenni, 4 maggiorenni. Oggi appunto era l'udienza per i ragazzi maggiorenni. Avvocato, poco prima dell'udienza il suo assistito Adel ha voluto parlare. Che cosa ha detto? Ci teneva a rappresentare davanti al giudice e al difensore di parte civile quelle che erano le scuse che già aveva rivolto durante gli interrogatori
davanti al pubblico ministero e davanti al giudice che ha applicato la misura cautelare. Era un momento importante, era il primo confronto con il difensore della mamma di Favaretto, per cui è stata proprio una sua volontà quella di rappresentare pubblicamente e verbalmente le sue scuse. In secondo luogo ha specificato che quell'azione che ha provocato una delle ferite considerate mortali, e cioè il colpo di coltello, da parte sua non era finalizzata a uccidere Favaretto, ma solo a togliersi da quella che era una morsa fisica di un contrasto fisico che si era avuto in quel momento. Tanto è vero, ha specificato che quando si è rialzato il povero Favaretto era reattivo, quindi lui non pensava che quel colpo fosse stato o potesse essere mortale. Ricordiamo che Francesco Favaretto è stato picchiato, è stato pugnalato ed ucciso. L'accusa è a scopo di rapina. Voi avete chiesto proprio che venisse esclusa oggi questa aggravante. Sì, abbiamo ritenuto di avanzare questa richiesta già in questa fase al giudice dell'udienza preliminare, quella di escludere l'aggravante, tecnicamente si dice, del nesso teleologico. Secondo noi una visione dei filmati e un'analisi oggettiva degli atti processuali consente di escludere che l'omicidio sia stato realizzato al fine di commettere una rapina. In particolare l'impossessamento dei beni del Favaretto, e quindi parliamo dello zainetto e del telefono cellulare dello stesso, è addebitabile più ad un'azione estemporanea di alcuni dei soggetti che erano ivi presenti, ma sicuramente non si poteva ritenere come programmata, e quindi l'uccisione al fine di impossessarsi di questi beni. Ecco, direttore, il giudice dopo qualche tempo ha deciso di invece rigettare questa richiesta, quindi cosa accadrà? Ma allora accadrà che chiaramente è stata dichiarata conseguentemente inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato, perché non lo consente la pena edittale prevista per questo reato, che è l'ergastolo. Siamo stati quindi rinviati a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di Treviso per il 28 gennaio. Nulla esclude però che una valutazione più approfondita e in sede di istruttoria appunto dibattimentale possa convincere, e questo è il nostro auspicio, il giudice della Corte d'Assise ad escludere poi questa aggravante del nesso teleologico, che consentirebbe di recuperare la riduzione prevista per il giudizio abbreviato anche in sede dibattimentale. Ecco, direttore, l'avvocato l'ha appena detto, il rischio, se questa aggravante dovesse confermarsi, è che i due imputati rischiano l'ergastolo. Parlo intanto degli imputati, ovviamente con gli avvocati. Ecco qui, avvocato, avete anche chiesto una misura alternativa ora al carcere. Abbiamo chiesto gli arresti domiciliari perché riteniamo che dopo un anno di massima misura carceraria, tenuto conto della giovane età, dell'incensuratezza, quello che è il rischio che era stato ritenuto inizialmente come un rischio massimo, e cioè quello della possibile ripetizione di azioni gravi come quella per cui sono in carcere, cioè l'omicidio, deve ritenersi oggi attenuata. Diverse sono le condizioni. Lo stesso pubblico ministero, nel dare il parere pur contrario, ha evidenziato, come noi abbiamo sottolineato, che il percorso carcerario dei due ragazzi è stato un percorso esente da qualsiasi rilievo, quindi accanto a quella consapevolezza manifestata della gravità dei fatti, anche il comportamento carcerario è stato sempre improntato al rispetto delle regole, e quindi noi riteniamo che questi elementi possano consentire di ridurre il pericolo di recidiva, proprio perché all'interno dell'abitazione familiare, lontano dal luogo dei fatti, la possibilità, il rischio che si ripeta un episodio di questo genere nei confronti di ragazzi giovani e incensurati sia ridotto al minimo. Ecco, il giudice su questo punto si è riservato. Un'ultima domanda velocissima, avvocato, che cosa le ha detto il suo assistito al termine di questa udienza? Allora, il mio assistito, che tra l'altro mi aveva chiesto anche lui di poter rendere delle dichiarazioni, ma ritenevamo in questo momento di non farlo, mi ha rappresentato chiaramente il suo dispiacere estremo per quello che è successo. È sicuramente un ragazzo che ha paura evidentemente del processo e di quello che gli può accadere. Parliamo di un soggetto appena 18enne, ma allo stesso tempo fiducioso del lavoro che si sta facendo, e spera di riuscire a dimostrare effettivamente qual è stato il suo grado di partecipazione a questo episodio
assai brutto e spiacevole. Ecco, lo ricordiamo ancora una volta, sono 10 i giovanissimi che sono coinvolti in questo omicidio, di cui 6 sono minorenni, 4 i maggiorenni che oggi hanno avuto l'udienza preliminare. Per uno ci sarà l'abbreviato perché lui è accusato solamente di rapina aggravata in concorso, mentre gli altri devono rispondere anche dell'omicidio aggravato in concorso. Dal Tribunale è tutto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molto, grazie Daniele Sizzia e Nicoletta Rizzetto. Proprio l'uccisione di Francesco Favaretto a Treviso aveva scatenato uno scontro politico all'interno della maggioranza sulla sicurezza, e c'è un altro scontro adesso che è quello degli aumenti delle tariffe. Sentiamo come spiegano questi rincari i membri della Giunta. Assessore, si poteva fare diversamente? Sì, si potevano chiudere il teatro, si potevano chiudere gli asili nido, si potevano non dare contributi alla cultura, non dare contributi alle attività produttive, smettere di sostenere ampi settori della nostra città, e allora non avremmo dovuto aumentare le tariffe. Così l'assessore al bilancio del comune di Treviso, nel rispondere alla valanga di critiche piovute sull'amministrazione comunale in seguito alla decisione di aumentare le tariffe con rincari che toccano mense e trasporto scolastico, asili nido, parcheggi, palestre, cimiteri, teatri. A Cassugana la sala è gremita con tutta la giunta a spiegare assessorato per assessorato numeri e ragioni dei rincari. Comune denominatore: adeguamenti inevitabili per far quadrare il bilancio a fronte di rincari che hanno riguardato soprattutto il sociale, poi l'energia, il costo del personale, e che comunque sono inferiori rispetto agli altri comuni capoluogo della regione. Resto persuaso del fatto che meglio di così non si poteva fare. Per quanto riguarda le famiglie, gli aumenti più consistenti riguardano gli asili nido, con un aumento medio di 66 euro mensili. Mensa e trasporto per un bambino che fa tutti i rientri pomeridiani costeranno al mese 38 euro in più, garantita l'esenzione alle famiglie più fragili. L'assessore Tessarolo e Sernagiotto snocciolano i dati di sociale scuola e di servizi in più garantiti alle famiglie trevigiane rispetto agli altri comuni. Cassugana ha confermato il sostegno alle paritarie con uno stanziamento di 950.000 euro annui destinati all'infanzia e 170.000 euro ai nidi paritari. Altro fronte rovente è quello dei parcheggi, con l'aumento delle tariffe e l'abolizione della gratuità in pausa pranzo. Sembrava che il male minore fosse appunto occupare quello spazio da mezzogiorno alle 3, dove anche moltissime delle nostre attività commerciali sono chiuse di fatto. Sul mancato confronto con le categorie cittadine in rivolta, da commercianti ad artigiani, da baristi a ristoratori, è lo stesso sindaco ad aprire una porta. Immagino la loro delusione, perché loro non rappresentano l'amministrazione comunale ma rappresentano i loro associati, e quindi qualsiasi adeguamento viene mal digerito. È altrettanto vero che io sono assolutamente disponibile a recuperare il confronto. Infine la tempistica della manovra, definita da molti, opposizione in primis, quantomeno sospetta, visto che la decisione della Giunta è del 18 novembre, ma la pubblicazione della delibera è avvenuta dopo il voto per le regionali, per le quali era candidato ed è stato eletto proprio l'assessore al bilancio Barbisan. Aspettavamo la verifica dei revisori dei conti, ribadiscono sindaco e assessori. Io non mi occupo di pubblicazione delle delibere, non me ne sono mai occupato né da consigliere comunale né da assessore, altrimenti farei il dipendente in comune. Così Riccardo Barbisan, che è stato eletto in Consiglio regionale, dove era già stato qualche anno fa. La politica, andiamo avanti con i dopo elezioni regionali, grandi ascolti ieri per la doppia intervista del presidente Alberto Stefani a Rete Veneta e ad Antenna 3, quella data a Focus. È stata la prima intervista esclusiva da presidente di Alberto Stefani, che ha mantenuto la promessa di darci l'esclusiva. Tra le cose importanti che ha detto Stefani: niente beghe politiche, un chiaro messaggio ai futuri assessori, cioè la politica non deve entrare così nella porta degli spazi che devono occupare gli assessori, che devono risolvere i problemi. Quindi niente beghe. E poi i prossimi passi per l'attesa di giunta regionale, pare che sia pronta fra non più di 7 giorni, e la delega ai giovani che ha voluto tenere per sé il nuovo presidente. Vediamo.
Una cosa che chiederò agli assessori è quella di non occuparsi di dinamiche politiche partitiche. Chi farà l'assessore farà al 100% l'assessore e si occuperà al 100% della propria area di competenza. Non succederà che assessori si occuperanno di beghe politiche o di cose di questo tipo. Una delle poche cose certe sul fronte giunta al momento è questa. Non sarà forse il decalogo messo nero su bianco per i candidati in campagna elettorale, ma poco ci manca ed è in linea con il percorso delle settimane precedenti al voto. Vietate le beghe politiche per i futuri assessori, si lavora sul proprio ambito e stop. L'altra certezza, ci sarà una delega specifica sui giovani che Stefani ha già deciso di tenere per sé. Per il resto il Totogiunta continua a impazzare, 5 a Fratelli d'Italia, 4 alla Lega e 1 a Forza Italia, lo schema ormai non si cambia. Per i nomi dei meloniani, da Valeria Mantovana a Dario Bond, interlocuzione a Roma nei prossimi giorni con i vertici, dalla Premier a Donzelli. Sintomo di scarsa autonomia decisionale? Non per il neogovernatore che assicura. Io mi confronterò con le segreterie di partito come ciascun presidente si è sempre confrontato con le segreterie dei vari partiti della coalizione da sempre quello che però abbiamo deciso nella trattativa di centrodestra è che il presidente si sarebbe tenuto la possibilità di scegliere tra una rosa di nomi. Credo che sia importante l'indipendenza del Presidente dalle segreterie quanto più possibile per quanto riguarda la scelta degli assessorati. Insomma, l'ultima parola spetterà a lui, anche se significa togliere a Fratelli d'Italia e soprattutto Forza Italia, leggi Flavio Tosi, l'ambito assessorato alla sanità. Stefani sembra quasi confermare il nome che circola da giorni, quello dell'attuale direttore generale dell'ULSS 6 e commissario dell'ULSS 1, Giuseppe Dalben. È un assessorato che si occupa di oltre l'80% del bilancio della regione del Veneto e serve una persona che conosca l'ambiente, che conosca anche quelli che possono essere i risultati delle proprie azioni, che possa prevedere anche quelle che sono delle scelte strategiche. Intanto è arrivato anche nella sezione provinciale della sua Padova il modulo della petizione lanciata dal Carroccio di Brescia che chiede di nominare Luca Zaia referente del partito per il Nord per supportare la creazione di una lega territoriale gemella a quella nazionale. Ipotesi che trova Stefani freddo perché dice il partito territoriale c'è già. Noi in Veneto abbiamo un modello statutario, quello della Liga Veneta, che ha già una sua autonomia. Credo che l'autonomia come sempre vada conquistata sul campo con idee e proposte innovative, con delle soluzioni importanti per un territorio come il nostro che ha una forte vocazione autonomista e una forte vocazione territoriale. E quindi credo che i requisiti ci siano ovviamente per strutturare un partito territoriale, ma che delle forme di autonomia ci siano già e quindi vanno utilizzate quelle. Servizio del nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti e il grande exploit del presidente Zaia, 203.045 preferenze, è stato favorito anche da una azzeccatissima campagna sui social con un leoncino alato che si muove grazie all'intelligenza artificiale. Sono stati alcuni video che hanno avuto milioni di like e alla fine ne è uscito dopo il voto quello conclusivo. Vediamo. Arrivare a collezionare oltre 200.000 voti personali è qualcosa di irripetibile. 203.054 sono state per precisione le persone che sulla loro scheda hanno scritto il nome di Luca Zaia. Periziani, gran signori, padovani, gran dottori, vicentini, magnagati, veronesi, tutti matti, trevisani, pannetti, però bigotti, bacco e pippe, bellunesi, cantonadi, eri veneti, chiamati. Gente che lavora e che se dà da fare e che non vuoi muoiare. Adesso divertete e non sta a pensare che sei al Veneto non te puoi stare. Veneto sei stupendo, Veneto fino in fondo, Veneto sei il mio mondo, lontano neanche un secondo. Il Veneto è stupendo. un Luca Zaia leggermente modificato, ma è sempre lui con il Leone della Serenissima. Abbiamo parlato ovviamente del dopovoto anche ieri sera a Focus, tra gli altri ospiti Roberto Marcato che è stato a sua volta rieletto con un boom di voti. Sentiamo cosa ha detto.
Dal mio punto di vista io ho fatto un mezzo miracolo, perché insomma abbiamo visto la candidatura di Zaia, di fatto ha massacrato tutte le candidature maschili, ha trainato, come è noto, le candidature femminili e poi, come è altrettanto noto, il partito non ha di fatto corso, non mi ha dato una mano in questa campagna elettorale, ha deciso di puntare su altre figure, ma va benissimo così, non c'è nessun problema, e quindi insomma, tenendo conto che è andata meno gente a votare e queste condizioni particolarissime, fare un risultato del genere, sì, dal mio punto di vista è qualcosa veramente di irripetibile. Devo dire che ho la fortuna di avere nel Padovano una squadra di amici, sostenitori, amministratori davvero straordinaria, e questo fa la differenza. Questo Roberto Marcato ieri sera a Focus, che non ha escluso la possibilità di candidarsi a prossimo sindaco della sua Padova. Andiamo in pubblicità di nuovo, state con noi, torniamo subito. Alla Fiera di Longarone è andata in scena la prima della rinnovata edizione della Mostra Internazionale del Gelato Artigianale. Vediamo. 3, 2, 1. Nuova edizione, nuovo format di transizione per la Mostra Internazionale del Gelato, oggi MIG Experience, perché il mondo è cambiato, la struttura della filiera del gelato è cambiata ed evidentemente anche il processo fieristico deve adeguarsi ai tempi. È un orgoglio presentare questo inizio di questa nuova manifestazione che è conosciuta da tutti come la Fiera del Gelato. Non vogliamo sia solo la Fiera del Gelato, ma vogliamo che sia un momento veramente di incontro, di aggregazione. Ed è quello che con queste giornate di incontri e di convegni a Longarone si capirà, attraverso il gelato che è simbolo del Made in Italy. Sicuramente questa è un'edizione diversa rispetto agli altri anni, ma però comunque testimonia che il gelato ha in Longarone il suo punto di riferimento a livello mondiale, quindi anche quest'anno le iniziative sono tante. A quasi 2 mesi da Olimpiadi e Paralimpiadi, l'occasione giusta per valorizzare il brand Dolomiti Bellunesi e il gelato, che è uno dei simboli del territorio. Attenzione al prodotto ma anche al futuro della Fiera di Longarone, cuore pulsante dell'economia bellunese, ha detto il neoconsigliere regionale Dario Bond, ma non un poltronificio l'affondo del senatore Luca De Carlo. La strada europea del gelato passa anche per la MIG Experience in questi giorni con il museo Pop-Up che ospita la mostra dell'archivio Luca Caviezel e Carlo Pozzi, con disponibilità online per la consultazione pubblica e gratuita del sito ufficiale del progetto europeo Gelato on the Road. In fiera numerose aree dedicate alla degustazione, dalle eccellenze venete DOP e IGP all'area vegan ok, dal gelato del benessere con il CNR alla giuria popolare che potrà votare il gelato europeo più buono e sostenibile. Ma c'è spazio anche per i convegni e la formazione con gli Sweet Talk dei cattivi maestri e l'area di Confartigianato Alimentazione Nazionale. Servizio di Tiziana Bolognani, e oggi il biologo, l'indimenticabile, il nostro amico Sami Basso avrebbe compiuto 30 anni. Per lui gli amici e la famiglia si sono trovati per una grande festa, li avrebbe compiuti ieri, per la precisione, ieri appunto c'è stata la festa con gli amici appunto e tutta la sua, i genitori e tutti coloro che lo hanno amato. È uscito proprio oggi il video della canzone Vivere a 100 che i mercanti di Perla hanno voluto dedicare a Sammy Basso in occasione del suo 30° compleanno in questo 1° dicembre. Attorno a questa data gli amici si sono attivati assieme alla famiglia del biologo di Tezze sul Brenta, scomparso nell'ottobre dello scorso anno, per fare una grande festa in sua memoria. Qui hanno preso parte anche i musicisti della rock band. Noi siamo convinti che l'autore vero di questa canzone sia proprio lui. Lo abbiamo sentito presente in tutte le fasi, in tutte quelle che noi chiamiamo dio incidenze che
per chi ci crede sa quanto sono rilevanti nella vita di ciascuno di noi. Musica, risate, allegria, insomma proprio una di quelle feste che tanto piacevano a Sammy. E lui è presente con noi, ogni frase che leggiamo, ogni cosa che facciamo, e lui è lì con noi. Di conseguenza è veramente ancora qui e anche i suoi amici lo ricordano in un modo meraviglioso. Tutto il lavoro che ha fatto viene portato avanti ancora, perché tra l'altro vogliamo ricordarlo che proprio nell'occasione di questa festa sono stati raccolti importanti fondi per l'associazione che lui gestiva per la ricerca e la cura della progeria. Colgo l'occasione di ringraziare gli alpini di Santa Croce perché abbiamo fatto una festa nella loro sede, gli abbiamo dato dei soldi per contribuire alle spese e loro ce li hanno girati direttamente per darli all'associazione. Anche questo è un segnale molto importante per far crescere tutto quello che ha fatto Sammy. Un muro è sempre un ostacolo, ma può diventare un'opportunità per salirci sopra e vedere oltre. È morto a 92 anni ieri Nicola Pietrangeli, il primo tennista italiano a vincere uno slam, una Coppa Davis da capitano, e ovviamente abbiamo chiesto di ricordarlo ad Adriano Panatta, diventato trevigiano, che di quella squadra fece parte e che smonta anche la fama di brutto carattere del campione che era nato in Tunisia. Vediamo. La cosa che ci lega di più è la finale di Coppa Davis in Cina, quando abbiamo vinto, logicamente, perché insomma è stata vissuta, combattuta, soprattutto fuori del campo. Quella è stata la partita più difficile, poi in campo eravamo superiori, per cui è stato più semplice. No, quella lì è il ricordo più bello. Poi ci sono mille cose, io e Nicola abbiamo fatto le vacanze insieme, abbiamo vissuto insieme, nel senso che ci siamo sempre visti dentro e fuori del campo, per cui insomma sono mille ricordi. Io volevo molto bene Nicola. No, io l'avevo sentito anche fino a... No, quando è stato male lo sentivo periodicamente per sapere come stava. L'unica cosa 15 giorni fa l'ho sentito un pochino che si era un po' arreso, ho detto Nicola, dai, cerca di alzarti dal letto, perché mi dicono che non ti alzi dal letto e non c'ho più voglia di alzarti. Nicola era un uomo buono, no, era un po' polemico, vabbè, non so, ogni tanto voleva polemizzare, ma per me era un gioco, anzi, spesso lo facevo apposta per farlo arrabbiare, per cui è sempre stata una cosa molto tranquilla. Grazie molto ad Adriano Panatta. E stasera io sarò a Castelfranco per presentare il mio nuovo libro, è un libro dedicato a Focus, questa è la locandina. Castelfranco, Biblioteca del Vino, Ferro Wine, via Borgo Padova 101A. Ci sarò ovviamente intervistato da Grazia Azzolin, ci sarà anche il mio editore Silvano Piazza. L'ingresso è libero, è la storia non soltanto di Focus e di Media Nord-Est, ma di tutta l'emittenza televisiva privata del Nord-Est, anche diciamo, la mia storia, passato dalla carta stampata alla televisione, con tutti i retroscena, il dietro le quinte, quello che serve per organizzare un talk e altri programmi, e ovviamente anche i telegiornali, quindi la vita, diciamo, del giornalista televisivo di provincia, mettiamola così. Allora, grazie, intanto stasera sono a Castelfranco e quindi ci sarà il mio collega Filippo Fois per Focus, e i suoi ospiti saranno Sonia Brescacin, Fabio Crea, Alessio Morosin, Leonardo Padrin, Pietrangelo Pettenò, Francesco Pontelli e Alberto Rugin. Tutto, grazie a Francesca Pezza e Edoardo Paris in regia, ci vediamo domani. Arrivederci.